sotto shock a Mestre per la tragica fine del bimbo di 4 anni autistico negato nel canale scolmatore del Losellino. Il piccolo sfuggito all'attenzione della madre nella comunità protetta dove alloggiano. Polemica anche per l'assenza di misure di sicurezza. 7 giovani iraniani e palestinesi trovati in un'azienda agricola su Maga di Portoguaro. Gli immigrati erano stipati in un vagone portato da un camion proveniente dalla Serbia. Fare presto, il ministro Erika Stefani si rivolge al Movimento 5 Stelle che con le richieste di verifiche sull'autonomia del Veneto sembra ostacolare il percorso, rischio di nuova frattura tra Lega e Grillini. Liquidità bloccate, troppi vincoli, i sindaci dei comuni della Marca compatti per far sentire le loro ragioni. A Roma un decalogo sarà inviato al Premier Conte e al ministro Tria. Code di oltre 6 km in entrato Vicentino della 4 per lavori di asfaltatura delle corsie, disagi per gli automobilisti in mattinata. Con il lancio alle 3:45 ora italiana dalla base di Kourou della Guyana francese è iniziata la missione spaziale europea intitolata Il grande matematico astronomo padovano, 2 sonde dirette verso Mercurio. Iniziata poco fa la finale mondiale di volley femminile, la sorprendente Italia con 3 stelle di Rimoco Conegliano si gioca l'oro contro la Serbia. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano c'è la cronaca delle terribili ore vissute ieri sera a Mestre, quando poi si è saputo che il bimbo di 4 anni che era scomparso, sfuggito all'attenzione della madre nella comunità alloggio, comunità protetta di Mestre dove viveva con la madre, era scomparso e poi si è saputo nella serata che il bimbo era annegato nel canale scolmatore del Losellino, appunto a Mestre, nelle vicinanze. È tragedia ma anche polemiche per la sicurezza della zona. Quattro anni purtroppo è un'età che non si deve morire. Morire a 4 anni nelle acque gelide di un canale. E il dolore di Giorgio Rocelli, presidente del comitato di quartiere, è quello di un'intera comunità, il rione Pertini. Il filo della già esile speranza si spezza dopo 5 ore di ricerche e di ipotesi. 4 anni, affetto da problemi di autismo, il bimbo di una delle donne accolte nella comunità protetta Santa Chiara della cooperativa Il Lievito. Molte di queste donne sono state salvate da violenze anche sulla strada, strappate all'inferno della tratta e della prostituzione. Cercano di rifarsi una vita con i loro piccoli, come il bimbo che improvvisamente scompare attorno alle 14. Era in pigiama e con le pantofole e a un certo punto non l'hanno più trovato. Le ricerche sono iniziate alle 14:15 e sono proseguite fino a quest'ora. Impaurito, indifeso, sfuggito al controllo, pericolosamente vicino al canale scolmatore del Losellino. Non è la prima volta, si dice, che si allontana, la malattia che lo affligge certo non lo aiuta. Parte la macchina delle ricerche, forze dell'ordine, vigili del fuoco, ma quando le ore passano la speranza si assottiglia, fino a quando alle 19:20 viene avvistato nell'acqua un giubbottino. È la fine. È un brutto colpo, non ci vogliono questi colpi qua, tutta la comunità è uscita questa sera e ognuno vorrebbe fare qualcosa. E il dolore si intreccia con la rabbia e con le domande. Come ha potuto uscire il bambino dalla comunità? Com'è possibile che nessuno non si sia fermato vedendo un bimbo da solo? E poi quel canale pericoloso che per molti andrebbe tombato. Nessun vero blocco per evitare che qualcuno ci scivoli dentro, un parapetto di legno per di più rotto in alcuni tratti, facilmente attraversabile. Come ha fatto il piccolo di 4 anni, chiuso nel suo mondo, mentre lentamente si allontanava, senza saperlo, dalla vita. E adesso ancora la cronaca di un ritrovamento davvero incredibile e fortunatamente parliamo di un ritrovamento di 7 persone vive, 7 giovani immigrati, pare iraniani e palestinesi, che sono stati trovati in un'azienda agricola a Summaga di Portoguaro. Sono intervenuti i carabinieri di Portoguaro, la Guardia di Finanza, chiamati da un dipendente della ditta che tratta cereali, che si era accorto della presenza degli estranei. Gli immigrati erano stipati in un vagone proveniente dalla Serbia ed erano tutti privi di documenti. Alcuni di essi sono stati accompagnati in ospedale per delle verifiche sulla loro salute, tutti ovviamente condotti presso l'ufficio immigrazione per ulteriori accertamenti. Torniamo a parlare adesso dell'autonomia del Veneto e delle polemiche che tornano a scatenarsi tra Lega e Movimento 5 Stelle dopo il caso Pedemontana. In questo caso parliamo di autonomia. Come sappiamo la bozza dell'autonomia è già stata consegnata al Premier Conte, lo ha detto
il ministro degli affari regionali e per l'autonomia Erika Stefani, che però ha anche detto ci sono ministeri non della Lega e quindi del Movimento 5 Stelle che hanno chiesto verifiche e approfondimenti e in questo senso rallentano il percorso dell'autonomia. Sentiamo. Il traguardo è lì, in vista, ma per arrivare al filo di lana ci vorrà ancora del tempo. È la corsa dell'autonomia del Veneto, che fra 3 giorni celebra un anno dal plebiscito del sì, con oltre 2 milioni di veneti alle urne per dare il via alla rivoluzione. Un percorso a tappe con un filo diretto da Venezia, il governatore Luca Zaia, a Roma, il ministro Erika Stefani, ma anche un percorso in cui non sono mancati e non mancano gli ostacoli fuori dal Veneto. Sulla base di quel lavoro fatto ho presentato una bozza di intesa al Presidente del Consiglio. È vero che io speravo che si potesse arrivare magari a coronare, era un sogno anche di poter coronare la firma dell'intesa proprio nel giorno dell'anniversario, però purtroppo devo annunciare che questo non potrà avvenire, in quanto alcuni ministeri che non sono della Lega hanno ritenuto di chiedere degli approfondimenti, degli esami ulteriori su quelle che sono richieste di autonomia, delle valutazioni. Io mi attendo che possa essere fatto questo riscontro anche in un termine anche breve per poter così concludere quello che è una giusta e legittima richiesta che è stata fatta dai veneti, da noi tutti, che è stata confermata da un grandissimo referendum. Dunque richieste di approfondimenti dei ministeri in capo al Movimento 5 Stelle. Sarà da capire se e come potrebbero creare un nuovo attrito dopo il caso Pedemontana. E l'aria burrascosa di queste ore in seno al governo giallo-verde sulla manovra del condono non aiuta, anche se per Stefani l'autonomia è un valore di tutti. Ritengo che l'autonomia sia un qualcosa che va oltre, perché l'autonomia, per come l'abbiamo strutturata, non comporta oneri di finanza. L'intesa non comporta oneri di finanza e la legge che recepisce l'intesa non comporta spese per lo Stato. Intanto l'asse Zaia-Stefani va avanti con la richiesta ribadita delle 23 materie e risorse derivate dal gettito IVA e IRPEF come strumento di svolta. Cioè quello che è il costo che sostiene il governo e lo Stato per quella competenza a livello regionale. Poi, e questa è la grande rivoluzione, e la grande rivoluzione che sarà anche per il futuro, per migliorare veramente non solo il rapporto Stato-Regioni, ma per migliorare l'efficienza delle regioni, ed è arrivare ai cosiddetti costi e fabbisogni standard. Quello è il grandissimo obiettivo, ovvero le regioni devono pagare i servizi, devono pagare e sostenere dei costi che devono rientrare a quello che è un parametro che deve essere stabilito a monte. Altrimenti si rischia continuamente di avere degli sprechi, delle male gestio che non fanno nient'altro che male, non solo alle casse dello Stato e della Regione, ma fanno male ai cittadini. A proposito di risorse, parliamo però di risorse degli enti comunali. 95 i sindaci dei comuni della Marca, quindi i sindaci dei comuni della Marca compatti per far sentire le loro ragioni proprio a Roma. È un decalogo che presto sarà inviato al Premier Conte, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria. Parliamo di vincoli, parliamo di liquidità ancora bloccate, la protesta dei comuni. Non ci sono soluzioni alternative se Roma non ascolterà le loro ragioni. Presto fuori dai comuni potrebbe comparire un cartello eloquente: chiuso per cessata attività. Tra un anno finirà così, tuona Marzio Favero, primo cittadino di Montebelluna, se il governo del Premier Giuseppe Conte non darà seguito alle nostre richieste. Ieri i 95 sindaci della provincia di Treviso riuniti nell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana hanno firmato compatti nella sede dell'ente provincia il documento pronto per essere inviato al Premier e al Ministro dell'Economia Giovanni Tria. L'obiettivo è quello di denunciare la difficile situazione dei comuni bloccati da vincoli e regole, con le liquidità bloccate in una situazione di trincea, ha commentato Favero, che poi ha continuato: siamo di fronte alla violazione dei principi costituzionali. Duro insomma l'attacco del sindaco di Montebelluna: 10 miliardi di euro è quanto negli ultimi 3 anni i comuni non hanno potuto spendere per colpa di vincoli e regole burocratiche complesse, e 10 miliardi è il valore del reddito di cittadinanza. Lo Stato italiano deve valutare se vale la pena strozzare i comuni che offrono ai cittadini servizi essenziali in caso
cambio di spesa assistenziale. I sindaci della Marca hanno quindi firmato la piattaforma di richieste e proposte per una migliore finanza locale, con la quale i primi cittadini tentano di ottenere un'autonomia finanziaria. Con la forza di tutti i sindaci trevigiani porteremo avanti questa battaglia perché le istanze del nostro territorio e dei nostri enti siano ascoltate e tradotte in fatti, afferma Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Ai nostri comuni deve essere riconosciuta l'autonomia finanziaria piena, non chiediamo nulla di più. Ancora appello al governo, questa volta parliamo della fatturazione elettronica che secondo molti rischia di affossare le piccole e medie imprese del territorio. Il deputato di Forza Italia Raffaele Baratto ha inviato una petizione per chiedere al governo di posticipare i tempi per la messa in regola delle aziende. La fatturazione elettronica è semplicemente una condanna per le nostre aziende, soprattutto per questo territorio che ha sempre avuto delle grandissime aziende, piccole e medie, e questa sarà una mannaia perché andrà ancora a influire nei costi delle nostre aziende. Il deputato trevigiano di Forza Italia Raffaele Baratto ha avviato una battaglia sua e del partito per chiedere al governo una proroga dei termini di entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, una richiesta che nasce dalla realtà economica del nostro territorio, composto soprattutto da piccole e medie imprese dove la digitalizzazione è ancora macchia di leopardo. Siamo quasi all'ultimo posto per quanto riguarda il digitale, per cui credo davvero assurdo. Allora noi andiamo a mettere altri costi a queste aziende per fare che cosa? Per avere il controllo su queste aziende. Il nostro territorio, rincara Baratto, è fatto da imprenditori onesti che hanno sempre fatto il loro dovere. Questo paese e questo territorio ha dimostrato che sono le imprese, i piccoli medi che tengono in piedi questo grande paese. Costringere le aziende a fare ulteriori investimenti in tempi così stretti per adeguarsi alla fatturazione elettronica rischia, aggiunge Baratto, di costringere alcuni imprenditori a chiudere. Io non sono contrario alla fatturazione elettronica, ma lasciamo tempi, non mettiamo termini, perché creeremo solo ansia a questi imprenditori. Il deputato di Forza Italia ha avviato una petizione sul web per chiedere al governo una proroga. Ho aperto una petizione, mi auguro che anche le categorie si rivoltino per questo. Chiediamo intanto che non diano dei tempi. Tempi ci hanno rinviati, ok, al 2019, però noi vogliamo che almeno 2 anni, 3 anni di tempo e tutti quanti si metteranno in regola. Torniamo alla cronaca adesso, una mattinata di disagi nella zona del Vicentina, del tratto vicentino della A4. Pesanti disagi agli automobilisti in viaggio sull'autostrada A4 in territorio vicentino a causa dei cantieri per la riasfaltatura delle corsie di marcia ricorrenti negli ultimi sabati. Si sono formate code che hanno raggiunto i 6 km di lunghezza tra Grisignano e oltre Vicenza Est. Per agevolare il passaggio del traffico la Brescia-Padova ha aperto una corsia in più di marcia lenta autorizzando il transito su quella di emergenza, ma il traffico è rimasto bloccato anche fuori dall'autostrada, soprattutto all'altezza di Bancimuglio. Ed ora l'escursionista di Cittadella che se l'è vista brutta ma è stato salvato dal soccorso alpino. Un'escursione che avrebbe potuto concludersi tragicamente, quella di un 34enne di Cittadella rimasto bloccato tra gradoni di roccia in un punto dal quale non era più in grado di proseguire o tornare indietro lungo il sentiero del Contrabbandiere sopra Oliero. Il cittadellese era solo ma armato di un cellulare con GPS tramite il quale è riuscito a inviare la posizione precisa nella quale si trovava ed essere così raggiunto e tratto in salvo dal soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Ancora dalla Padova con un'ampia operazione antispaccio da parte delle forze dell'ordine. È un'autentica task force quella scesa in campo a contrasto del traffico di droga a ridosso dei giardini dell'Arena, sul lungargine del Piovego e in particolare sullo slargo erboso di Passeggiata Milati, dove nei giorni scorsi gli agenti avevano riscontrato bivacchi e sequestrato diverso quantitativo di droga nascosto tra gli arbusti della sponda del fiume. Imponente il dispiegamento di forze, pattuglie della sezione volanti, dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della squadra mobile, del nucleo cinofili, dell'ufficio immigrazione, coadiuvate da unità di supporto del reparto prevenzione crimine del Veneto, da contingenti di rinforzo del secondo reparto mobile e da pattuglie della polizia locale, compresa l'unità fluviale.
Raggiunta via Gozzi, gli agenti si sono divisi, una parte ha raggiunto il lungargine del Piovego entrando in via Trieste e un'altra passeggiata miolata scendendo fino alla sponda del fiume dove è stato bloccato un nutrito gruppo di stranieri. Contemporaneamente un'unità fluviale della polizia locale pattugliava il Piovego. Nel corso dell'operazione sono state identificate 64 persone, soprattutto nigeriani e tunisini. 4 sono stati denunciati per reati inerenti alla normativa sugli stranieri. Mentre la squadra cinofili sequestrava quasi 2 etti di marijuana nascosti sotto un contenitore dell'immondizia, 15 extracomunitari venivano accompagnati in questura per gli approfondimenti dell'ufficio immigrazione. 4 nigeriani irregolari con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio sono stati accompagnati al centro di permanenza per il rimpatrio di Brindisi per la loro successiva espulsione. Altri 6 sono stati colpiti da decreto di espulsione con l'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 5 giorni. Restiamo a Padova perché a un grande padovano come Giuseppe Colombo, Beppi Colombo, grande matematico, è stata intitolata la missione, appunto Beppi Colombo, che alle 3:45 ora italiana da Kourou nella Guyana francese ha avuto i suoi inizi con il lancio che vedete, come vedete dalle immagini, della ESA, l'agenzia spaziale europea, un lancio dicevamo spettacolare, ed è la sonda, le 2 sonde che raggiungeranno Mercurio per studiare appunto il pianeta più vicino al Sole, ma anche per studiare evidentemente il Sole, una operazione, una missione da 2 miliardi di euro appunto dell'agenzia spaziale europea con l'agenzia spaziale giapponese. Ci sono italiani, 4 dei 16 strumenti della missione, c'è molta Italia in questa missione spettacolare appunto che è partita alle 3:45, che è stata intitolata al matematico padovano Giuseppe Colombo, la missione Beppi Colombo. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, il TG della prima edizione, per tornare a parlare di grandi navi a Venezia. Su Venezia il governo deve decidere perché l'incertezza sul passaggio delle grandi navi rischia di essere un danno che il sistema croceristico non può sopportare. È dal Forum Nazionale sull'Industria Croceristica Italiana che il numero 1 dell'Associazione dei Porti Italiani striglia l'esecutivo. Quando c'è un mercato che ha a che fare con quella che è l'amministrazione pubblica, il mercato naturalmente è in mano dei soggetti privati, in questo caso un mercato che ha una dimensione sia quantitativa che qualitativa importantissima, c'è bisogno che il pubblico dimostri appunto fermezza e decisione. Nel caso di Venezia purtroppo questa non c'è. E sul fatto che la situazione debba essere risolta una volta per tutte non si discute, pur tenendo presente che Venezia è un unicum dal punto di vista storico e ambientale. C'è una sostenibilità della città molto più difficile da gestire. Però mi verrebbe da dire che proprio per questo allora c'è bisogno di una decisione e di un'attenzione a quella città e a quel sistema, a quell'ecosistema molto più forte rispetto a quello che esiste in altri porti, in altre città. Per D'Agostino è urgente almeno la convocazione di un tavolo per il coinvolgimento degli attori, perché le autorità di sistema sono una parte dello Stato. Che lo Stato almeno dialoghi con i propri rappresentanti locali e poi cerchi di capire quali sono gli equilibri di mercato e naturalmente, come ho detto prima, l'ho anche citato, la sostenibilità ambientale e sociale degli eventuali interventi che si fanno. Però bisogna, ritengo che sia arrivato il momento, oggi insomma sentendo anche gli operatori globali che sono interessati a Venezia, è arrivato il momento almeno di cominciare a ragionare su quello che va fatto lì. Il danno paventato dal presidente di Assoporti rischia di ripercuotersi sull'attività degli altri porti dell'Adriatico. I dati dell'industria croceristica italiana continuano a registrare incrementi a 2 cifre e già si prevede che il 2019 sarà un anno record per passeggeri movimentati. Per Venezia le proiezioni parlano di una previsione di quasi 1,5 milioni di passeggeri, secondo porto in Italia dopo Civitavecchia. Da record pure gli investimenti, 200 milioni di euro il budget dei principali porti italiani nel triennio 2019-2021, di cui il 74% in infrastrutture. In base agli itinerari scelti dalle compagnie a fine 2018, Venezia si confermerà il terzo porto italiano con la più ampia varietà del portafoglio clienti. Ed ora a Bassano per parlare dell'odissea infinita dei lavori sul ponte vecchio di Bassano del Grappa. I giudici che per la seconda volta danno ragione al comune, la ditta trevigiana deve pagare
500.000 di euro tra danni e spese processuali. È una ottima notizia per la città, perché il Tribunale di Vicenza ha confermato per la seconda volta che le motivazioni tali per cui il Comune di Bassano del Grappa ha rescisso il contratto in danno con la ditta Vardanega che doveva restaurare il ponte ma non l'ha restaurato è assolutamente motivato. Partita del ponte, Comune Vardanega 2-0, purtroppo una partita per niente piacevole da giocare visto che sul piatto c'è un monumento simbolo della nostra città riconosciuto a livello internazionale e ci sono i soldi dei bassanesi, tanti per quanto riguarda le spese per i lavori di restauro del grande malato del Ponte Vecchio, arbitri assoluti per ben 2 volte i giudici del Tribunale di Vicenza. Questo ci permetterà di entrare in possesso di 453.000 euro che avevano chiesto proprio come quantificazione del danno. Non è tutto. La ditta è condannata anche a pagare le spese processuali edilite per altri 20.000 euro più IVA al Comune e altri circa 11-13.000 euro di spese processuali più IVA nei confronti della compagnia di assicurazione che deve darci i soldi per conto della ditta Vardanega. Anche voi vi togliete qualche sassolino dalla scarpa? Ma direi proprio di sì. È anche una soddisfazione politica nei confronti di chi esplicitamente, consapevolmente o inconsapevolmente ha lasciato intendere o ha detto apertamente che in realtà i problemi non li stava creando Vardanega, bensì li stava creando il Comune o altre eventualità di cui non si capisce la natura. Beh, insomma, i giudici hanno detto esattamente il contrario, hanno messo per filo e per segno tutte le inadempienze che questa ditta ha in qualche maniera fatto proprie durante quei 15 mesi di cantiere e ha dato conferma a tutte le risposte che il Comune ha dato su ogni tipo di inadempienza o di ritardo, dicendo effettivamente il Comune ha avuto pieno titolo a stracciare quel contratto dalla parte della Regione e oggi ha pieno titolo di portare a casa questo $500.000 di euro. Il diritto di cronaca e i suoi nemici è il tema sul quale i giornalisti si sono confrontati ieri a Padova contro ogni limitazione del giornalismo di qualità e indipendente. A chi fa paura la stampa libera? L'informazione è sotto tiro? Cosa sta succedendo? Il diritto di cronaca e i suoi nemici è l'iniziativa lanciata dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana e messa in campo a Palazzo Moroni a Padova dal sindacato e dall'Ordine dei Giornalisti del Veneto. Quando si incomincia a dire chiudiamo il fondo per l'emittenza vuol dire chiudiamo le emittenti locali, chiudiamo il fondo per editoria, chiudiamo i piccoli giornali. È un modo minaccioso di affrontare la libertà di informazione. La libertà di informazione è tale se le voci crescono e sono diverse tra di loro. Quando c'è il rischio di un grande balcone mediatico dove tutto è omologato, non è a rischio un giornalista o un giornale, ma a rischio la Costituzione. Al centro del dibattito l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di stampa, il pluralismo democratico, il no al linguaggio d'odio e alle bufale, sollecitando un impegno corale anche da parte del mondo politico e della società civile. Soprattutto la piccola emittenza privata senza fondi rischia di chiudere, il valore, l'importanza dell'informazione è quando ci sono più voci, la pluralità delle voci, ciascuna racconta magari un aspetto della realtà che altri non hanno visto. Ecco, chiudere voci, chiudere giornali, chiudere televisioni, come da qualche parte si è sentito dire da qualche parte politica che bello chiuderanno questi giornali, credo che sia una cosa assolutamente negativa e contro la quale tutti i cittadini dovrebbero opporsi. Sono sport con il volley perché è iniziata da poco più di 10 minuti la finale mondiale del volley in Giappone. L'Italia, come sappiamo, contro la Serbia, ed è un'Italia, un Ital Volley sorprendente, attrazione Imoco, perché ci sono 3 stelle dell'Imoco Conegliano che giocano nella nazionale italiana, tra cui Miriam Silla, Monica De Gennaro e Anna Dasnesi, con il coach Davide Mazzanti, che è stato allenatore dell'Imoco Conegliano. Per adesso siamo 11-8, primo set. La nazionale, ovviamente c'è tutta una squadra, ovviamente non tutta la nazione ma anche una città come Conegliano che sta particolarmente seguendo questa partita, e noi vi racconteremo anche le emozioni di chi sta seguendo ovviamente da casa sui maxi schermi questa gara importantissima per un Ital Volley femminile che a sorpresa, perché si pensava ovviamente a un oro dell'Ital Volley maschile, così non è stato, ma a sorpresa l'Ital Volley femminile si gioca proprio la vittoria contro la Serbia in questi minuti.
È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Domenica all'insegna del bel tempo, ma entro la serata cambierà tutto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, asciutto e stabile su tutte le province, con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio peggiora con temporali piuttosto diffusi e localmente anche forti. Temperature in calo con minime tra 9 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 18 e 22 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole, sarà dunque una bella giornata caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio peggiorerà via via con qualche pioggia. Temperature in diminuzione con minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra 18 e 20 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, tuttavia al mattino sarà possibile qualche addensamento sui settori meridionali, ma senza altre conseguenze. Ampio soleggiamento invece altrove. In serata, nottata non si esclude qualche pioggia. Temperature in lieve calo con minime tra 3 e 10 gradi, massime comprese invece tra 22 e 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.